Chi pagava le cene al ristorante per centinaia di persone? Chi pagava le serate in discoteca con buffet e sfumanti? Chi pagava i buffet per centinaia di persone in questi luoghi? Ancora una volta, il Veneto invia un messaggio forte di virtuosità al resto del paese. Messaggio di virtuosità? Dimostra che qui le istituzioni sanno sintonizzarsi con le aspettative ed il sentimento della gente. Ma la gestione disinvolta dei soldi non è quello che si aspetta la gente. Il primo compito di amministratori e politici è quello di dare risposte ai cittadini e ai loro problemi. Abbiamo avuto per troppi anni questo tipo di risposte.